documentario che racconta gli albori della cooperazione in Friuli. In occasione del centenario della nascita della Confederazione Cooperative Italiane, Confcooperative Udine ha realizzato un documentario che ripercorre i primi decenni del movimento cooperativo friulano, attraverso le figure di Eugenio Caneva, che nel 1880 fondò la prima latteria sociale a Collina di Forni a Volpi, di Fortunato De Santa e di Vittorio Cella. Il documentario, dal titolo Cooperare per vivere, sarà presentato lunedì 18 novembre alle 17 nella sala convegni della Società Filologica Friulana a Udine, con un convegno che andrà a tratteggiare sia la storia che i principi fondativi della cooperazione friulana, di ispirazione cattolica, attraverso oltre un secolo di esperienze.